Buongiorno ragazzi e buona settimana. Nella preghiera di oggi vogliamo lasciarci guidare dalla seconda lettura che è stata letta nella liturgia domenicale. È tratta dalla lettera di Paolo ai Filippesi e dice così: Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, metteteli in pratica. In questo brano della parola di Dio ci viene offerto un orizzonte ampio. Paolo invita i cristiani di Filippi, ma in realtà i cristiani di ogni tempo e di ogni dove, a pensare in grande, a guardare ciò che supera la mediocrità, a cercare ciò che ci aiuta a essere davvero felici, ad essere davvero ragazzi, ragazze, uomini e donne che sanno amare la vita e sanno vivere per gli altri. Durante questo mese di ottobre ci lasceremo accompagnare dalla figura di una piccola grande santa. Si chiamava Teresa e scelse per sé, una volta entrata nel convento del Carmelo, il nome di Teresa di Gesù Bambino. Vi domanderete perché scegliere Gesù Bambino come riferimento per la propria vita? Perché vedete, Teresa, pur essendo grandiosa nelle sue intuizioni, con una mente aperta, un animo grande, si accorse che nella vita c'è qualcosa di essenziale. E quell'essenziale, diceva lei, è l'amore. Quell'amore che vide rappresentato in modo concreto da un Dio che sceglie di farsi bambino, che sceglie l'ultimo posto, sceglie la piccolezza, la debolezza, per poter parlare al cuore di ogni uomo. Mi domando, cosa significa anche per noi scegliere ciò che è piccolo? Cosa significa decidere di farsi piccoli? Io credo che possiamo concretizzare quanto abbiamo detto con degli esempi molto pratici. Pensate ad esempio quando siamo a lezione. Cosa vuol dire farsi piccoli? Vuol dire non soverchiare gli altri, non voler primeggiare, non volersi far vedere sempre come i primi della classe che umiliano gli altri oppure non lasciano spazio. Essere piccoli significa porgere la mano a un compagno in difficoltà. Farsi piccoli significa essere attenti al proprio linguaggio, a fare scelte concrete che ci aiutino a non cercare sempre ciò che è esagerato, ma cercare la normalità della vita, senza però la mediocrità, ma sempre puntando in alto, ricercando ciò che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode. Ecco la strada della felicità, la piccolezza insieme a tutte queste cose. Buona settimana a tutti. Adesso con la preghiera del Padre Nostro vogliamo racchiudere ciò che portiamo nel cuore, le attese, le speranze, anche le preoccupazioni di questi giorni, che davvero, pregando insieme, possiamo sentirci meno soli e sempre accompagnati da quel Gesù che ha scelto di farsi piccolo per camminare con noi. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ottobre è il mese della missione. Guardiamo allora al nostro impegno missionario
cioè il nostro impegno a portare Gesù ai nostri amici, ai nostri fratelli, e con gioia iniziamo questa settimana. Ciao a tutti, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.